Buongiorno a tutti. In questo periodo di Natale ho il piacere di essere ospite a Radio Luce, momento che mi permette di dare un segnale di ringraziamento e di augurio a tutta una serie di persone. Per l'attività che svolgo, che svolgono i miei volontari, mi viene in mente soprattutto le popolazioni che abbiamo aiutato in questi ultimi 2 anni. Mi vengono in mente i ragazzi, le ragazze, gli anziani, gli uomini e le donne di tutto l'Abruzzo, ma in particolare della provincia dell'Aquila, dove abbiamo operato per molti mesi in aiuto alle popolazioni che sono state colpite dal terremoto. Un ringraziamento va a tutti i miei volontari, un augurio particolare va a tutti quegli uomini e quelle donne, oltre 6.000 volontari vestiti come me che hanno operato nel territorio della provincia abruzzese. Il secondo augurio lo vorrei dare a tutte quelle persone che abbiamo incontrato, che abbiamo visto e che abbiamo aiutato a Riese durante la tromba d'aria del 6 giugno del 2009. Una tragedia grande, una grande tragedia che ha colpito decine, centinaia di persone. Anche lì il nostro augurio, l'augurio di tutti i volontari che io coordino, va a tutte quelle persone che sono state così profondamente colpite da quella catastrofe. E il terzo augurio lo voglio fare e lo voglio dare con un grande abbraccio alle migliaia di cittadini che nei giorni dal 31 di ottobre al 2 di novembre di quest'anno hanno subito uno dei più grandi eventi calamitosi degli ultimi anni, l'alluvione che ha colpito le province di Treviso, di Vicenza, di Padova e di Verona. Noi abbiamo partecipato con grande entusiasmo a questa chiamata, abbiamo operato per moltissimi giorni nei territori che sono stati colpiti dall'alluvione, continuiamo ad aiutare quelle popolazioni anche grazie al contributo di molte persone che hanno voluto o donare del denaro attraverso l'IBAN della regione o portare il loro contributo di iniziative, di materiale alle popolazioni della provincia di Vicenza e di Padova. Questo è il numero di riferimento al quale potete rivolgervi se volete dare un aiuto concreto a queste popolazioni. È un augurio sincero che io faccio soprattutto agli anziani di quel territorio, alle persone che sono state colpite in modo particolare da questo grandissimo evento. Voglio concludere con alcuni saluti. I saluti sono diretti a tutto quel mondo del volontariato, non solo al volontariato di protezione civile, che peraltro è un grosso movimento a livello nazionale, in particolare in provincia di Treviso, dove contiamo 3.600 volontari, ma a tutti quei volontari che operano costantemente, quotidianamente nel mondo del sociale. Dalle attività di sostegno agli anziani, dalle cooperative per i disabili, dall'aiuto ai ragazzi e alle ragazze in situazioni di disagio legato alla tossicodipendenza e all'alcolismo, al sostegno alle famiglie. Tutto questo è grazie a un esercito di bontà, a un esercito di persone che ogni giorno si alzano e portando via un po' del loro tempo libero alla famiglia e al lavoro, riescono ad essere persone con le ali invisibili, persone che aiutano gli altri senza avere nient'altro da dire se non mi piace farlo, ho piacere di farlo nei confronti degli altri. Un abbraccio sincero, un abbraccio corale a tutti quei lavoratori, quelle centinaia, quelle migliaia di lavoratori che in questo periodo di Natale, dove molti godono, dove molti festeggiano, soffrono per il loro posto di lavoro. Un abbraccio che vada verso un segno di speranza, quella speranza che con questo gesto che voglio fare è un segno di piccola luce nei confronti di tutti quelli che hanno un desiderio, quello di vivere un periodo di pace e di serenità. Un saluto particolare a tutti gli ascoltatori di Radio Luce e a tutti coloro che ci seguono anche su Radio Luce TV. Auguri a tutti, buon Natale
buon anno, felicità a tutti.